Signore e signori, autorità, graditi ospiti, amici carissimi, buonasera dalla sezione Alpini di Vittorio Veneto. Siate benvenuti, bentornati in questo accogliente auditorium che Banca Prealpi San Biagio ha generosamente concesso per vivere un bel momento di cultura, storia locale, poesia e canto che i protagonisti dello spettacolo ci proporranno con la loro riconosciuta maestria. Evento che la sezione ricorderà nella sua storia oramai giunta al 94esimo compleanno. L'immagine di noi alpini è legata all'efficienza operativa, braccia robuste, mani forti e callose, cuori generosi, voci possenti, ma da qualche tempo, attenuandosi la nostra vigoria muscolare, la penna noi alpini la proponiamo anche per scrivere e, come in questo caso, comporre rime. Lo abbiamo già ricordato le altre due volte del felice incontro tra la sezione ANA di Vittorio Veneto e il dottor Massimo Neri, fine poeta per suo diletto. È nata una sana e proficua amicizia che ci coinvolge nella partecipazione a spettacoli teatrali sempre ricchi di contenuti e carichi di emozioni. Spettacoli che i tre cori ANA sezionali in momenti diversi hanno impreziosito con le loro voci melodiose. Nel 2023, sull'onda del suo nuovo filone di poesie dedicate ai piccoli borghi d'Italia, Massimo Neri ha percorso la Valle Apesina, territorio sezionale, ove opera un gruppo laborioso, fedelmente attaccato alle proprie origini e custode di antiche tradizioni. È nata una bella pubblicazione, Sospesi nel tempo, poesie sui piccoli borghi della Valle Apesina, ricca di foto con particolari che hanno stimolato i lettori a ricercare il luogo che le immagini raffigurano. Lo scorso anno, 2024, a dottor Massimo Neri viene offerta la conoscenza di un nuovo territorio un po' più a est, ricco anch'esso di cultura e di consolidate testimonianze. Lo percorre scoprendo identità inattese e realizza la pubblicazione Sotto questo stesso cielo, poesie su Montanè, Rugolo e Sarmede, ove operano due gruppi alpini altrettanto laboriosi e custodi di storia e tradizione. Ad ogni foto un componimento in rima che identifica il soggetto rappresentato, lo caratterizza e ne esalta le peculiarità. Ora la bussola ha virato più a est. E ha raggiunto la vallata, più precisamente le realtà che si specchiano sui laghi di San Giorgio e di Santa Maria, più sinteticamente i laghi delle Ravine. Ecco un'altra occasione per scoprire un territorio e le sue caratteristiche. A dire il vero, a molti di noi presenti in questa sala, i laghi si identificano, o per meglio dire, identificavano con delle specificità stagionali, d'inverno, al jazz che copriva la superficie con uno spesso strato di ghiaccio e si veniva temerariamente anche a camminare sull'acqua e anche a attraversarlo a volte, anche in auto, e a lanciare i sassi in alto per tastare lo spessore o in lungo per ascoltare il suono del loro attrito durante lo scorrimento, zin zin zin, e si tira a sas, vero? Ma non le il freddo di una volta e quindi le cose cambiano. In primavera un'altra specificità stagionale, in estate la pesca del persego, in the spring, sciami di zanzare, la possente barca a remi e in seguito il più agevole pedalò, i più spregiudicati anche degli arditi tuffi con tonfo dal trampolino olimpico del cemento, che oggi è indelebile testimonianza di un'archeologia sportiva. Ma non le P, ma 9 in P i muscoli e la panza piatta di una volta.
I laghi di Revine si identificano con specialità relazionali e ormonali. De Domenega, in cerca di incontri sentimentali nella balera di Riva d'Oro, con orchestra e musica, liscio, twist e dei lenti, ma era troppo chiaro nel pomeriggio perché era tutto Vieri e poche tende. Balli? No. Balli? No. Balli? No. Maria Vergine. Vi ricordeo? Oppure nella sala invitata dalle Arelle e la Custida Cibeo, con jukebox a 100 lire, 3 canzoni, e un po' più in penombra, ma comunque anche là, balli? No. Balli? No. Balli? No. Altro lago, altra sponda opposta all'LP5, di stile discoteca, divanetti, luci poche, colorate, biglietto con bibita di consumazione, Coca-Cola e basta, ciche tante, dopo gli shake, luce al mercurio e vai quei lenti dei Bee Gees. E anche là, balli? No. Balli? No. Balli? No. Questa è l'identità dei laghi. Ma non vempi i jeans a zampa di elefante di una volta. I laghi si identificano per molti di noi ancora con il canottaggio e ancora con lo sci nautico, aspettando l'avverarsi della creazione del canale di Panama locale, congiungendo i due bacini per renderlo un unicum percorribile continuità. I discorsi di una volta. Chissà se nell'ipotesi di una sua realizzazione si fosse fatta avanti un'associazione temporanea di imprese locali tipo Webbuild, Zuanella Michele Carpenè Raffaele, chissà, ma non le imprese edili di una volta. Si aspettava il clamore dei rombanti fuoribordo, è rimasta la quiete, forse anche nell'aspettativa di udire il ciuf ciuf del trenino austro-ungarico che la storia racconta giace sul fondo. Questi probabilmente i nostri ricordi, ma l'autore è andato alla scoperta di questi luoghi e li ha identificati con immagini e versi che compongono il nuovo libro intitolato Sulle lacustri sponde, poesie su Revine, Lago e Tarzo. Un bel componimento che Lucia Denoni ha con grande intensità d'animo descritto nella prefazione che ci conduce attraverso un'articolata analisi delle emozioni che la lettura delle rime ci propone. Nell'apprestarvi a sfogliare le belle pagine che lo compongono, scoprendo la delicatezza delle rime e la testimonianza delle sue immagini, un grazie particolare lo si deve a Pierpaolo Conti, abile pilota del drone dal quale è stata scattata la panoramica immagine della copertina. Vogliamo ricordarvi che questa iniziativa culturale è associata alla realizzazione di un particolare progetto che la identificherà nel tempo a futura perenne memoria. Aiutate gli alpini ad aiutare. Per volontà dell'autore e degli editori, il libro non ha un prezzo di copertina, ma viene dato a offerta libera, auspicando che non siate irresponsabili e se siete stati parti all'entrata, ravvedetevi poi all'uscita. I proventi così ottenuti saranno devoluti per sostenere le attività delle scuole dell'infanzia di Tarzo e di Revine Lago. Signore e signori, è anche così che le penne nere esprimono la propria identità, che si estrinseca stasera con questo bell'evento di carattere culturale. Vi ringraziamo per aver accolto l'invito a partecipare, grazie a tutti per la numerosa presenza. Non ci rimane che il piacere di condividere assieme lo spettacolo, augurandovi di provare anche questa volta intense emozioni. Grazie.
E adesso facciamo entrare il coro e diamo inizio allo spettacolo. Volevo ricordarmi alcune cose e ho dimenticato che il coro è da scenario agli interventi istituzionali. Prende la parola per il saluto della sua comunità il sindaco del comune di Tarso, onorevole Gianangelo Boff. Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti in questo auditorium. Ringrazio in particolar modo gli alpini che hanno organizzato questo evento. Un grazie per tutti coloro i quali sono venuti a questo evento organizzato dagli alpini, ma che ha anche un aspetto di beneficenza e un aspetto anche culturale, perché gli alpini, oltre a essere a fianco delle nostre amministrazioni nei vari in manutenzione dei sentieri, interventi, celebrazioni eccetera, fanno anche promozione della cultura e promozione della cultura locale, promozione dei nostri territori, perché appunto guardando il libro parla proprio di dove già in tempi preistorici nasceva la nostra civiltà, perché i primi insediamenti dei paleoveneti erano proprio attorno ai nostri laghi, nel mezzo dei nostri, del congiungimento dei due laghi, dove ci sono anche ritrovamenti preistorici, quindi lì nasce la vita. E se andiamo a vedere i luoghi che tocca anche questo libro, sono i luoghi dove nasce tantissimo, nascono delle comunità, nasce la vita, luoghi dove nasce anche Banca Prealpi, perché toccando diciamo le montagne, forse quella congiuntura fra l'acqua che fa nascere la vita e le montagne che temprano le menti e i fisici delle persone, forse non è un caso che tutto ciò accada proprio in questi territori ai piedi del Cansiglio e sulle rive dei laghi. Quindi questo sicuramente è una parte di storia nostra, è una parte di identità che è importante ricordare, che gli alpini ci permettono di ricordare con serate come questa. Li vedo che non pensiamo solo al passato, non pensiamo solo alla cultura e alla storia, ma anche al futuro. È un nuovo modello di politiche green, la green economy, e lì con quelle, una volta che non c'era ancora il termine green, non c'erano ancora la filosofia green, però anche una volta erano green. Anche una volta erano green perché andavano con la bicicletta, e la bicicletta era estremamente green e faceva anche bene alla salute, quindi risparmiavano sia in salute che anche in inquinamento. Niente, lascio sicuramente al nostro poeta scrittore poi il palcoscenico, e lo ringrazio per aver impresso sulla carta quelli che sono dei pensieri, delle visioni, delle parole, perché appunto quello è poi quello che si tramanda, che si riesce a leggere e a tramandare. Ringrazio il coro che, essendo anch'io ormai molto a part-time un corista, però vedere il coro sul palco è sempre un piacere e un onore. Grazie a tutti e buona serata. Il Velocipede 1948 ciclo Piave è gentilmente offerto da Vito Salvador. Di Tarso. Sì, sembra di sì. La parola al signor sindaco del comune di Revine Lago, Massimo Magagnin. Buonasera a tutti, innanzitutto porto i saluti da parte del comune di Revine Lago a tutti i presenti, a tutti gli alpini, al coro alle mie spalle. Come diceva prima Roldano, gli alpini si esprimono anche con questa identità. Oso dire un'identità variegata, perché gli alpini che cosa sono? Sono un'associazione Dharma, nata ormai un secolo fa, un secolo abbondante,
ma che riescono a fare anche cultura. Come riescono a organizzare questi eventi? Semplicemente con i rapporti che instaurano nelle comunità, grazie ai legami che fanno favorire con le persone, oltre a diffondere lo spirito di altruismo, di solidarietà e di aiuto nei territori. Questa sera abbiamo 2 comunità unite, 2 comunità lacustri. È bello vederci tutti insieme, non solo cittadini di Revine Lago e di Tarso, ma sicuramente anche tante altre persone da fuori. Abbiamo un auditorium gremito, per questo ringrazio Banca Prealpi San Biagio e l'associazione Noi per Noi. E mi complimento perché ho letto un po' la tua storia con il poeta protagonista di questa serata. Prima gli ho posto una domanda perché non capivo nello specifico come una presentazione di un libro potesse avvenire in chiave teatrale. Massimo mi ha detto: guarda, di solito le presentazioni dei libri nella maggior parte dei casi sono noiose. Vedrai, non ti svelo niente, che questa sera vi divertirete, ne sono sicuro, e è ormai la tua terza presentazione edita dalla sezione ANA di Vittorio Veneto. Saluto il presidente Francesco. Non voglio dilungarmi oltre, ma vi auguro una buona serata e un buono spettacolo. E grazie anche per le offerte liberali, perché come accennava poc'anzi il vicepresidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, il ricavato verrà destinato ai 2 asili parrocchiali di Revine Lago e di Tarso. Grazie mille a tutti e buona serata. L'Istituto di Credito Banca Prealpi, che ha concretamente sostenuto la realizzazione di questa pregevole pubblicazione, con l'intervento del vicepresidente Flavio Salvador, presidente anche dell'Associazione di Mutuo Soccorso Noi per Noi, porge il saluto di benvenuto. Grazie. Buonasera a tutti. Benvenuti in questo auditorium messo a disposizione gratuitamente dai soci di Banca Prealpi San Biagio. Un saluto a tutte le autorità civili e militari, un ringraziamento anche alle associazioni che hanno partecipato a questa rappresentazione. Mi riferisco anche quindi alla Proloco di Tarso. Vedo qui presente il suo presidente. Grazie Presidente per l'invito. E grazie anche alla prefazione della dottoressa Denoni, grazie al coro, e questa sera ci intratterà. Stasera ho visto diversi poeti, forse l'osmosi, la vicinanza ha fatto sì che tutti diventassimo poeti. Però la poesia è la musica dell'anima, e chi, come la preghiera, e chi meglio degli alpini hanno scritto poesia nelle loro azioni che vengono proprio dall'anima, e questo lo fanno anche adesso tutti i giorni. Quindi è una missione che l'alpino porta avanti ancora da molti anni. Quello che l'alpino sente e riesce a trasmetterci è veramente una musica. A volte non serve neanche che parli un alpino, basta che ti guardi e entri in sintonia. E quando gli parli è come se lui abitasse in te da molto tempo. Si sente quasi una specie, l'ho detto ancora, di matrimonio mistico tra gli alpini, perché tutti la pensano. Se parli con uno è come parlassi con tutti, no? Tutti hanno lo stesso sentimento. Ecco, io credo che questa sera, attraverso le poesie di Massimo Neri, che ringrazio per la sua opera, e quindi una trilogia che hai composto, ecco, quindi grazie anche per tutto quello che hai fatto. Ecco, la musica e delle parole che il coro ci metterà a disposizione ci daranno anche quel sospiro in più che ci aiuta tutti i giorni, e a volte andando a casa la sera ci aiuta anche a meditare su quelli che sono i veri valori della vita in quest'epoca in cui ci sembra che l'intelligenza artificiale ci abbia preso un pochettino la mano. Ecco, facciamo un passettino indietro, rimaniamo un attimino calmi, stiamo qua, ascoltiamo e andiamo a casa con qualcosa in più. Grazie e godetevi lo spettacolo.
La sezione ANA di Vittorio Veneto, che comprende nella sua identità territoriale i gruppi di Tarzo, di Revine e di Lago, luoghi e personaggi protagonisti della pubblicazione, porta il saluto istituzionale dell'intera associazione. Lo fa tramite Francesco Introvigne, che è notizia corrente, cesserà il prossimo 16 marzo il suo novennato di presidenza. Ebbene, fra le tante cose che ricorderà, sarà anche quella, dopo verrà la mano ai papi, a quant'altro, che durante la sua presidenza la sezione ha dato alle stampe ben 4 pubblicazioni, 3 del dottor Neri e il poderoso volume Gli Alpini della sezione di Vittorio Veneto, 90 anni di storia, superando di una lunghezza il già apprezzabile risultato dell'emerito novennale presidenza di Donato Carnielli, che salutiamo e ricordiamo con tanto piacere e immutato affetto, che con schiettezza, riassumendo le tante cose accadute anche durante la sua dirigenza, disse: non avrei mai creduto che durante la mia presidenza gli alpini scrivessero 3 libri, e lui si meravigliò. Erano la pubblicazione in memoria di Giulio Salvadoretti, il primo libro e videocassetta sul Bosco delle Pene Mozze e il libro sul Ponte di Perati Bandiera Nera, che è stato presentato proprio qua a Tarzo. Presidente in scadenza, 3 più 4 fa 7. Per gli alpini non esiste l'impossibile. A te la parola. Grazie Roldano. Dopo il tuo intervento ricco di goliardia e simpatico, a me il dovere del saluto un po' più formale, quindi saluto tutte le autorità questa sera qui convenute, gentili ospiti, in tanti. Fa piacere vedere anche una platea piena, presidenti di associazioni, associazione d'Arma, varie Proloco e quant'altro, quindi alpini e cittadini, grazie a tutti. Permettetemi la citazione di 2 figure un po' particolari. Innanzitutto il benvenuto al luogotenente Mauro Orru, che è il nuovo comandante della stazione Carabinieri di Cisone del Valmarino, che ha giurisdizione anche su Tarzo, i suoi 4 comuni. E fa piacere appunto che tra noi rappresenti anche l'autorità militare sostanzialmente, quindi grazie e benvenuto. E poi un saluto anche al collega Lino Di Pra, sceso da Belluno, presidente del sezioniale di Belluno. Grazie Lino di essere con noi. Come è stato fatto cenno tanto dal vicepresidente di Banca Prealpi Flavio Salvadore, presidente di Noi per Noi, ma anche un po' da Roldano, gli alpini, l'arte, la storia e la cultura potrebbe essere questo il titolo della serata. Anche se le tematiche nella comune forma mentis non sono sempre associate al mondo degli alpini. Ma non è affatto così. Il 4º comma dell'articolo 2 dello statuto nostro associativo nazionale, scritto dai nostri padri fondatori 105, anzi 106 anni ormai or sono, ecco, così recita: l'associazione si propone di promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni. Sono stati lungimiranti davvero. E gli alpini vittoriesi continuano a testimoniare la storia del proprio territorio. Le lacustri sponde, tema odierno, sono infatti quelle di laghi, come citato, di San Giorgio e di Santa Maria, qui dietro a noi, in vallata, che uniscono, non dividono, i 2 comuni, le comunità di Revine Lago e Tarzo. È uno scorcio stupendo delle Prealpi trevigiane, patrimonio UNESCO, ove tanta è la diversità di usi, costumi, tradizioni e anche lingue che animano le gaie genti che ne abitano le sponde.
tanto da ispirare l'inedita opera di Massimo Neri, che questa sera ci viene rappresentata, unitamente al libro del medesimo titolo, che io ho osato definire il titolo suadente. Trattasi di una vita passata, sospesa nel tempo e nella memoria, ed una vita presente, in cui attore e spettatore percorri le contrade con nostalgia e stupore, scoprendo scorci, dettagli e angoli che raccontano una storia. Sono parole queste che ho tratto dalla magistrale prefazione della dottoressa Lucia Denoni, che già abbiamo conosciuto, che è di Lago, con cui noi stasera, qui con noi appunto, che sentitamente, personalmente ringrazio. Ringrazio il dottor Massimo Neri, come già detto, affermato poeta, scrittore, autore, regista, fotografo, ma anche medico, iscritto alla nostra unità di protezione civile della sezionale e come componente della colonna mobile della sanità alpina che ha sede a Bergamo. Con lui ringrazio gli attori Maria Grazia Di Donato, Enzo Samaritani, il nostro coro ANA sezionale diretto da Carlo Berlese. Non da meno ringrazio Banca Prealpi San Biagio, che ci ospita, che ci sostiene finanziariamente, e nonché l'associazione Noi per Noi, con la quale ormai da anni abbiamo un proficuo rapporto di collaborazione. Ringrazio le amministrazioni comunali di Tarzo e Rimini Lago, abbiamo sentito i sindaci, ringrazio la vostra presenza che ci hanno dato il patrocinio e così pure anche le Proloco di Tarzo e di Rimini Lago. Ecco, detto questo, vi ringrazio sentitamente appunto ancora della vostra presenza, vi auguro buona serata, buona opera teatrale e buona lettura. Grazie. Grazie Presidente. Ed ora silenziamo i telefonini, mettiamoci comodi perché ha inizio lo spettacolo. Oh Miriam, oggi ti porta a fare un giro in un luogo fatato, dove la gente spesso gira guardando distrattamente cose apparentemente normali, che invece ai miei occhi fanno vedere tutto il loro fascino interiore. E tu, lo vedi? Lo vedi? Niente da fa, non lo vede. Beh, comunque ho la speranza che alla fine di questa gita anche tu vedrai ciò che io vedo. Ma intanto usciamo da casa di Coppi, qui, a Colmaggiore. E guarda che bella immagine, il capitello con la Madonnina. Uscendo da casa, da tempo che fu, l'arco in mattoni si doveva varcare e verso il mondo prendere e andare con i pochi pensieri di gioventù. Non c'erano fibra e connessione ed il cortile la sola attrattiva. La sera la luce andava e veniva, ma tanto non c'era la televisione. Ed il pensare di recarsi in città per un gelato a trovare la zia creava scompiglio e dava ansietà. Così al capitello, in fondo alla via, alla Madonna si chiedeva pietà con uno sguardo.
Dai, vieni qua. Dai, che adesso passiamo accanto all'osteria, che laggiù in fondo c'è la famosa Via de Murales, un museo a cielo aperto sulla vita d'un tempo che fu. Se sulla carta tu provi a cercarla, Via dei Murales, no, non la trovi. Ma basta poi che sul posto ti muovi ed eccola qui che quasi ti parla dei tanti episodi di vita vissuta che questo paese ha visto passare. Dal caso in dove il pane comprare, Alla famiglia nell'aia seduta, dal Mazzarò al bel San Martino, dalla fontana al baco da seta. a chi se ne parte col carrettino. Ognuno tentando in questo pianeta di stare con gli altri un po' più vicino, come cerca di far anche il poeta. Dai, che adesso saliamo un po' per arrivare a Tarso. E guarda, il grande capitello. Oh Miriam, guarda il riflesso del vetro della teca. Sembra quasi che la Madonna abbracci il lago. Ave
Madre di Dio, veglia sul Tarso, dalla cupola e dal popolo protetta, statua racchiusa nella nicchietta, in quella lignea teca, senza sfarzo. Il vetro riflette le verdi montagne, le case lontane e quelle vicine. Il cielo senza inutile confine, l'acqua del lago e le campagne. I fiori ben posati sull'altare lasciano nell'aria una fragranza che nel paese sembra leggiare, portando con sé la vera speranza, che infine il mondo possa cambiare, accorciando dagli altri la distanza. Ave Maria. Ave Maria. Dai, dai, che adesso si va in discesa, così arriviamo dritti dritti a Fratta. E guarda che stradine, che scorci suggestivi. Guarda. Tenui colori sull'esterno dei muri, ad allietare romantico sguardo che poi si posa con tanto riguardo sul lago e sugli antichi tratturi. Borgo fatato dall'acqua sfiorato, ricco di storia e di tradizione, con San Martino a dar protezione col rosso manto sulle case adagiato.
bosco lo cinge in ogni recesso, come se avesse l'unico fine di farlo all'ombra stare più spesso. Esteso canneto a far da confine fra la realtà e il suo riflesso, cui il pensar mio sembra più incline. E guarda questi affreschi, uno più bello degli altri. Ma certamente questo, dedicato agli emigranti, è il più intenso, il più toccante. Da-dam, da-dam. Da-dam, da-dam. Duri quei tempi dove il lavoro s'andava a cercare oltre confine, senza sapere di inizio o di fine, chiedendo solo un po' di decoro.
I figli lasciati alla giovane madre, sulle cui spalle gravava la vita d'una famiglia alla sorte asservita, col compito arduo di fare pure il padre. Nella valigia soltanto qualche indumento, 2 foto, il rosario e un unico arnese, ma nella mente un sol giuramento di ritornare nel proprio paese, dove da bimbo giocava contento, sentendo suonare campane di chiese. Dai, pedala, che adesso costeggiamo il lago, passiamo il ponte di legno e arriviamo al lago, con il suo lago, il lago di Lago. Lago di Lago. Certo che ce n'avete di fantasia da queste parti, eh? Lungo la riva, proprio lì accanto, l'antico paese si specchia nel lago, come prodigio di abile mago che la realtà trasforma in incanto.
il campanile con le vecchie campane, i cui rintocchi fanno increspare l'acqua, che quieta pare aspettare, come un giorno che attende il dimane. Case di pietra coi coppi sul tetto, di quelli cotti nelle nostre fornaci, che davano al nido un bell'aspetto, e alberi verdi sempre più audaci, che sembrano fare da parapetto, con le radici forti e tenaci. Panorama e che incantevoli riflessi. Ah, dai, che adesso torniamo su, verso la piazza. Oh, guarda qua. Borgo Felice. Che bei quadri. Belli, veramente. Vecchia dimora di pietre e mattoni, appena sfiorata dall'acqua piovana, che ne ambisce della porta la piana, così abituata da tanti acquazzoni.
possenti sostengono assi che, sostenute da atavico ardore, sperano ancora in un tempo migliore, ricco d'amore e di giovani passi. Bianche tendine dietro il battente fanno pensare a una vita normale, con tutte le ore che passano lente. Donna, che sembra così tanto reale, da essere confusa con cosa vivente, che dalla finestra guarda cordiale. Dove sei tu? Che te chiame e notte risponde, se tu sarai io a volte, oppur me a tu rebandonare. E foglie Ed eccoci al Revine. Oh Miriam, guarda che posto, che suggestione. La chiesa, la Via Crucis e il santuario. Strada di pietre il paese risale, così da arrivare a quel santuario, da dove sul lago s'apre il sipario, facendone scorger la parte finale. Da 300 anni il suo campanile è punto sicuro di riferimento per l'anima parva in tristecimento e per colui che torna all'ovile. Domina il borgo la sagoma austera, in tutti infondendo la sensazione d'essere del mondo una frontiera. Spesso la gente ci va in processione per un pensiero o una preghiera, segno d'amore e di devozione. Na, 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 na.
Forza, dai, che mo comincia la salita. Come nella vita si fa fatica, ma in qualche modo bisogna andare avanti. Bianca Madonna, come candida neve, coglie il viandante infreddolito che dalla pianura fin qui è salito con passi pesanti ed animo greve, cercando nella piccola chiesetta conforto per i suoi tanti malanni che nel passar veloce di quest'anni sembra che non lo vogliono lasciare, che usa nel suo cuor prece segreta della vita andata a fare resoconto, adesso che è vicino l'ultima meta, e ricordando i bagliori del tramonto descritti da quel parroco poeta, sereno se ne va ed or più pronto. Sa
Brava Miriam, brava, siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. Ecco la posa, la penna nera e il tricolore. Pia degli Alpini sale dal lago. Procede tortuosa nel bosco intricato come un pensiero così articolato che nella mente trova divago. Emerge poi sulla cresta del monte dove s'affaccia mirabil visione, in quella radura che come balcone all'occhio regala lontano orizzonte. Stele di ferro alla pietra fissata, sembra che quasi emani calore nella sobria e breve spianata. Ma certamente preserva l'ardore, icona alla patria donata, all'ombra sicura del tricolore. Se cinta la testa,
schiava di Roma, il Dio la creò. Radapam, 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 pam, 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 pam. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, dell'elmo di Scipio si è cinta la testa. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma, che schiava di Roma, il Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Riposo! Ne è valsa la pena. Bravi! Ci è scappato qualche applauso nel silenzio che doveva essere immutato, ma tale era la nostra gioia nel manifestare il piacere di questa bella serata che non siamo riusciti a trattenerlo. Abbiamo sentito parole, musiche, voci. Ora dobbiamo formalmente ringraziare chi ci ha proposto queste emozioni. Prima di richiamare sul palco le persone, dobbiamo anche riconoscere che Massimo Neri, oltre ad aver simulato arditamente di arrivare su al piano delle femmine con la bicicletta del 49, si è trovato a suo agio sentà sul banchetto là del cursor offerto dalla osteria di Geremia. Io qua, Geremia? No, ma sì? Dove che lei? Là. Ciao, eccolo qua. Anche Geremia ha concorso come alpino, noi ho conosciuto e sostenitore di tante nostre attività. Allora Geremia ha offerto il banchetto dell'osteria. Passiamo, ha prestato, vero? Sì, perché per l'amor di Dio, che servirà anche per le prossime necessità. Grazie. Procediamo ai gesti di cortesia, invitando il Presidente a salire sul palco perché è il luogo idoneo per omaggiare con un bel mazzo di fiori, Pagetti, che salgono di qua, quindi fa spazio, tira dentro il panza. Ecco qua. Mazzo di fiori che il Presidente dona alla bella voce di Maria Grazia Di Donato. Grazie. Anche la foto mi faccio. Non fiori, vetro. Vetro. Ancora? Lo prendo io però qua. Il mio. Grazie. Il vetro Matteo Zambon lo trattiene a sé perché lo consegniamo all'altrettanta bella voce di Enzo Samaritani. Al centro, qua, per le foto. Venite al centro. Matteo, vieni qua. Sei tu a fianco. Grazie. Ancora vetro, Pagetti, vetro. Il coro fatto da Cornice è stato protagonista sotto la direzione di Carlo Berlese. Maurizio Casetta, il centro. Bravi e grazie anche a voi. Non è che n'era qualcuna che sapeva cantare volentieri, vero? Mansueta, vero? Bene. Il mazzo di fiori al Presidente Franco Introvigne perché lo consegna con molto piacere
alla signora Lucia Denoni. Prego. Dai, un altro applauso. Tutti quelli trattenuti li dobbiamo rendere adesso. Ancora vetri, perché il presidente della sezione Alpini omaggia la rappresentanza di Banca Prealpi San Biagio nelle mani di Flavio Salvador, vicepresidente, ma con lui anche chiediamo che salga sul palco l'altro vicepresidente Giampaolo De Luca. Prima di ricevere il vetro doveva intervenire questa sera anche il nostro presidente Calontia, non ce l'ha fatta e mi ha incaricato di portare i suoi saluti a tutti, uniti a quelli del Consiglio di amministrazione, e qui c'è anche il collega Giampaolo, arrivano anche i suoi a tutti voi. Artigliere, bravissimo, sì, insieme ai colleghi del Consiglio di amministrazione e anche della Noi per Noi. Ecco. Tutto qua. Grazie. Mi permettevo, microfono permettendo, di fare un piccolo omaggio personale ai nostri due vicepresidenti, perché veramente, lo dico di cuore, trovare persone così magnanime, oltre che ormai siamo diventati dei cari amici, è veramente una rarità, e quindi mi sentivo in dovere di questo piccolo gesto. Sono due penne che nella fattispecie ci serviranno, penso ancora, perché se va avanti così penso che ci rivedremo molto presto. Grazie ancora. Grazie anche a nome del Presidente della vostra presenza, dello spettacolo offerto qui questa sera, ce lo ricordiamo per un po' e chissà che non arrivi qualche altra sorpresa, Massimo. Datti da fare, dai. Ancora un vetro, mi è concesso a me consegnarlo, rimani qua Presidente perché dopo tocca a te. Pierpaolo Conti, presente, eccolo qua, pilota del droni, anche lui ha concorso a rendere bella questa pubblicazione. Non è finita. Devo un particolare ringraziamento a Pierpaolo, che non abita proprio qui dietro l'angolo e che è stato disponibilissimo e si è inerpicato con me e anche sua moglie su per trovare nel pian delle femmine la posizione migliore dove far volare il drone fra un deltaplano e un parapendio a rischio della nostra incolumità. Comunque grazie veramente ancora, e questo è per te. Grazie. Ancora un bel gesto di cortesia, coinvolge il Presidente con una copia del libro e Chiara Collodel. Eccola qua. Se vuoi salire. Sì. Chiara Collodel, in rappresentanza delle scuole materne, alla quale concediamo il microfono perché... Grazie.
sono un po' emozionata, scusate. Vai, vieni qua che ti faccio compagnia. Grazie. Allora, io devo leggere, altrimenti non riesco perché non sono abituata a fare discorsi in pubblico, quindi leggo. Allora, buonasera, io sono Chiara Collodelle, sono la segretaria delle scuole dell'infanzia di Tarso. Sono stata incaricata da Don Francesco, che purtroppo questa sera non può essere presente perché è impegnato nella prima serata del corso dei fidanzati, ad esprimere da parte sua e di tutto il personale scolastico la nostra più sincera gratitudine per aver pensato anche alla nostra scuola come destinataria delle offerte liberali del libro. Quindi ringraziamo gli alpini della sezione Anna Vittorio Veneto, presidente, l'autore del libro, il dottor Massimo Neri, la Banca Prealpi San Biagio per il sostegno finanziario, l'amministrazione comunale Tarso e Revine Lago per il patrocinio. Ringraziamo veramente di cuore perché queste iniziative sono per noi un grande aiuto e sostegno, perché per la nostra scuola e ci aiutano ad ampliare le varie offerte formative per i bambini e le attività didattiche. Quindi grazie veramente a tutti e anche a quanti hanno contribuito alla riuscita di questa serata. Grazie. Grazie. E questa è la copia autografa. È la copia autografa che spero finisca nella biblioteca di questi. Sì. Certo, Grazie ancora. Grazie mille. Vetro. Perché il Presidente omaggia il protagonista di questa serata, il dottor Massimo Neri. Troppo buone. Però chiederei, il microfono come avete capito stasera fa le biz, chiederei al Presidente la cortesia di stare un attimo qua perché dopo 9 anni di collaborazione mi sento di dire 2 parole a lui che, devo dire, in questi anni ha sempre trovato le parole giuste e non è mica facile, per ogni avvenimento, per ogni situazione. E siccome gli alpini, giustamente, sono di poche parole e tanti fatti, mi sono permesso di fare questa cosa dove praticamente in questa piccola targa ricordo ci sono solo poche parole a Franco con affetto. Grazie. Sposto. Metti qua. E Hai bevuto tanto questa sera, abbiamo tanto visto che il quartin qua però è rimasto tale. Siccome mi sembra che sia rimasto qualcosa, un mazzo di fiori mi sembra. Sì. Allora, questo mazzo di fiori è dedicato a una persona speciale e se permetti Franco glielo do io, Certo. che sarebbe mia moglie Miriam. Miriam, brava. Interprete a sua insaputa, perché lei non ha saputo niente e non sapeva niente, e per cui me ne sentirò stasera quanto basta, interprete a sua insaputa di questo spettacolo, ma protagonista infaticabile di quella gita che si chiama vita.
E con questo momento emozionante, certo, si conclude questa bella serata. Ci diamo appuntamento a un prossimo evento di questo tipo, quando la penna di Massimo Neri produrrà. Per tutti, buon rientro alle vostre case, grazie. Ricordatevi in uscita di aggiungere qualcosa per gli asili. Fate buon rientro e rompete le righe. Mars!